Questo servizio è offerto da FDL Studio, servizi web e grafica per la vostra azienda. Siamo al nostro rock questa sera in compagnia di Gio Di Brutto, una band che da tanti anni calca i palcoscenici del nostro territorio. Siamo con Marco, con Alex, con tutto il resto del gruppo. Come sono nati i Gio Di Brutto? Dunque, i Gio Di Brutto hanno una lunghissima storia, il nucleo originario è addirittura del 1989, storia del secolo scorso. Io che sono il penultimo arrivato sono entrato nel gruppo come collaboratore esterno nel 91, poi dal 92 ho cominciato a fare date insieme alla band. Ale, che è l'ultimo arrivato, è arrivato nel maggio 2006. Io volevo veramente presentarvi con ciao, siamo Nigramaro e abbiamo appena finito di suonare al... vabbè, facciamo i seri. Nel 2006, sì, allora vi spiego un attimo la mia storia. Io ero un povero emigrante. Sono in realtà un po' perché provengo dal profondo sud e il mio primo gruppetto si esibiva nel 2005 in quel di Molinella su un grandissimo palco in una serata che io volevo cancellare dalla mia memoria artistica, e in quella serata c'erano due dei Gio Di Brutto che erano Max Linella e Monge, probabilmente, vero? Che dopo circa un anno, 2 anni mi contattano e mi dicono: ma guarda che stiamo facendo dei provini perché abbiamo bisogno di un nuovo cantante. Io ho accettato, ho fatto il provino, non vi racconto il provino perché poi dobbiamo tagliare, beep, cose del genere. Poi sono riuscito ad entrare così, bella fortuna, mi hanno stravolto la vita. Per chi magari non conosce Gio Di Brutto, come li descrivereste? Che tipo di musica fate? Come vi definireste? Noi facciamo uno spettacolo a tema, improntato tutto al revival dell'epoca della disco music, comprende tutti gli aspetti dell'epoca, dagli abiti di scena, ovviamente le canzoni del repertorio sia italiano che straniero, che anche coreografie, un forte accento sui balli di gruppo, sul coinvolgimento del pubblico. I Gio Di Brutto non nascono in realtà come band disco music, ma nascono come band dalle forti radici soul, comunque black. Abbiamo sempre quella componente nera di un certo tipo di musica che comunque implica sempre il groove e il movimento e la carica. La carica è la nostra cifra stilistica, la carica, l'energia. È incredibile come il pubblico risponde, come... E probabilmente la semplicità, quindi il presentarsi sul palco senza troppe pretese, così parlare, scambiare qualche battuta col pubblico e metterci allo stesso livello, anche se questa sera era davvero imbarazzante perché il palco era veramente grande, quindi abbiamo visto un mare di gente lì giù, io quasi non volevo salire, poi alla fine sono stato costretto perché ovviamente c'è brutta fine. E l'abbigliamento? Abbiamo uno sponsor che è un fornitore di abiti vintage che si chiama Angelo Vintage Palace, è un collezionista che ha fatto fra l'altro l'abbigliamento di scena per un sacco di film famosi, da Radio Freccia anche video di pittura fresca, cose del genere. L'idea di vestirci così e anche poi l'idea del ripescaggio della componente disco music è nata un po' in maniera fortuita, nel senso che una sera il nostro chitarrista lì, il Rocky, è arrivato con un abito di scena un po' particolare, è arrivato con gli abiti di suo zio, tipo Matrimonio a Palermo degli anni 70, Milano spara, la città, così. Ci ha colpito molto, ci ha acceso la lampadina, dal vestito è nata tutta una roba che ha scaturito poi questa storia qui. Voi suonate in tutta Italia, quando venite qua da noi in provincia di Padova il pubblico come reagisce? Hai visto stasera, no? Ci si apre il cuore perché c'è tutta questa gente che ti aspetta lì sotto al palco e ti fa davvero sentire importante. Ascolta Marco, tu suoni il basso. Io, come in tutte le cose, ho dei percorsi un po' sghembi. Io in realtà nasco batterista, poi siccome fare un po' la direzione musicale di una band è sempre un po' più difficoltoso quando si è dietro la batteria, il basso è il giusto mezzo fra gli strumenti ritmici, quindi fra ciò che tiene su la baracca, il substrato diciamo, e l'armonia. E tu Alex suoni anche qualche strumento?
Ma suonare poi è una parola grossa, suono così, so mettere le mani un po' sulla chitarra, un po' sulla tastiera, così, però niente di particolare. Canto un pochettino così, non ho mai studiato canto, lo faccio proprio perché quello che mi esce, sì, salto soprattutto, sì, esatto, salto con l'asta. E la musica per te che cos'è? Che cosa vuol dire? Ma la musica è la compagna della mia vita, e mi accompagna fin da piccolo. Allora, pensa un po', io da piccolo, ero piccolissimo a Foggia, cantavo prima di dormire. Questo non lo racconto mai, e i vicini di casa non ce la facevano più, dicevano ma questo bambino, mi chiamano il canterino. Adesso poi la cancelliamo perché non va bene. No, non va bene. Vabbè, lascia, dai, ci frega. E per te Marco, la musica nella società di oggi che cosa dovrebbe rappresentare, cosa dovrebbe essere? Domandone. Ma la musica penso che sia ancora oggi quello che è sempre stato, una forma di comunicazione privilegiata, che può arrivare alle persone in molti modi, può arrivare direttamente al fisico, specie la musica che facciamo noi con le frequenze basse, col ballo, può arrivare alla mente, nel senso che ci può essere una fruizione proprio più intellettuale, è una forma di comunicazione. Credo che la musica fondamentalmente sia un modo per far sentire le persone meno sole. E quando non sei sul palco, chi è Marco? Cosa fa? Cose molto normali, cucina, libri, come qua l'ultimo libro che ho comprato, è molto bello. Avevi detto che era suo. Sì, è lui, perché lui è il più giovane del gruppo, glieli compro io però perché lui si vergogna. E tu Alex? Io sono un po' più serio nella vita di tutti i giorni, in realtà sono un consulente del lavoro, mi occupo di diritto del lavoro, quindi sono un po' più. Poi con il Giovedì Brutto è un altro lavoro che parte da dentro e si esprime in quel che avete visto questa sera. Il mio hobby è girare in moto, sì, mi piace tantissimo. Che moto hai? È un custom nero, un lumacone lunghissimo, più grande di me. Quindi se vedremo una moto che salta anziché correre, sappiamo che sopra... Che ci sono io, sì, esatto. Sono Munge, grazie, buonasera. Ho letto in internet perché ti chiamano Munge, però se lo vuoi dire anche tu. Mi chiamano Munge da quando sono nato, mi hanno un po' stropicciato il mio nome, è venuto fuori Munge. L'ostetrica. Passa alla prossima domanda. E la musica per Munge che cos'è? Per me la musica è un grosso ostacolo nella vita. No dai. È un modo per, non solo la musica ma anche tutto quello che facciamo, per me è un modo per tipo una seduta dello psicologo, però forse non funziona lo stesso. Io sono Rocky, oggi mi sono sposato stamattina. Il mio hobby, la musica mi portava ad avere un altro hobby che adesso da oggi non posso più sopportare, diciamo. Quindi dovrò cercarmi un altro hobby e mi trovo la musica probabilmente. E qua siamo? Con il Max Linell, sono lo storico, diciamo storico perché sono il secondo più vecchio, perché in realtà il più vecchio è lui, Bianchetti. Abbiamo fondato la band, io e Rocky. Quando avete cominciato? Abbiamo iniziato che non aveva ancora naturalmente un'identità vera e propria, come tutte le band iniziali si cerca, si prova, si fanno tante cose senza avere naturalmente una direzione ben precisa. Poi alla fine piano piano si è costruito un po' l'ossatura di quello che avrebbe dovuto essere il nostro futuro. Abbiamo passato a cercare di fare dei pezzi anni 70 come cover band, abbiamo visto un ottimo risultato e questo ci ha dato l'energia per poter andare avanti senza problemi e questo ci ha portato fino a questo punto qua. Poi nel 2008 siamo rinati, siamo ripartiti con le nostre iniziative di musica nostra e abbiamo fatto il primo album del 2008 che è appunto Listen to the Music e abbiamo giusto pubblicato il nostro ultimo Macaroni Soul che è proprio appena nato, diciamo, è nuovo. Io sono Stafilo, perché chiaramente Stafilo perché mi chiamo Cocchi di cognome, quindi sono il bacillo del gruppo, però non infetto nessuno, sono abbastanza innocuo, sono il tastierista, niente, mi diverto con i ragazzi, io sono con loro dall'89 più o meno anch'io, quindi
una storia lunga, ne abbiamo passate tante, siamo ancora qua, belli contenti e felici. Insomma. Io invece non sono un gran parlatore, quindi quanto tempo abbiamo? Un minuto. L'umorista? Una fila stock. No, sono sudato, che dire, mi sento molto... Sì, no, molto bella, sì, veramente. Pubblico fantastico, per tutto, sì. Io sono bello, dopo. Ci siamo poi. Dai Gio Di Brutto un saluto a Pianura News, ciao.